Il medico di famiglia come componente fondamentale del sistema sanitario regionale. È la proposta del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Siciliana che ha licenziato un documento per la gestione dei pazienti positivi al Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Secondo gli esperti siciliani oggi si hanno maggiori conoscenze sul virus e si sa che diagnosi e terapia precoci possono aiutare a prevenire temibili complicanze e quindi il ruolo del medico di medicina generale diventa fondamentale ancor più quando integrato dalle USCA e supportato dai dipartimenti. Il modello prevede la gestione diretta dei pazienti positivi, dei pauci sintomatici, dei pazienti con malattia lieve, febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari ed altro, per i quali è previsto un sistema integrato di visite domiciliari, telemedicina, monitoraggi telefonici da parte dei medici di medicina generale, dei medici delle USCA, ma anche di specialisti di diverse discipline che potranno valutare anche le comorbilità. Per gli esperti del CTS siciliano, dal momento della semplice infezione è fondamentale non sentirsi soli a combattere contro il virus ed è fondamentale sapere che c'è qualcuno che sa quando e come assisterti con cure mediche appropriate o quando c'è bisogno di una rapida ospedalizzazione. Il CTS ha messo anche a disposizione dei medici generali le migliori conoscenze scientifiche ed empiriche, in una parola le buone pratiche clinico-assistenziali, e sintetizza quali sono gli attuali protocolli di monitoraggio clinico e soprattutto terapeutico a seconda che si tratti di pazienti asintomatici, pauci sintomatici o con lievi sintomi anche con comorbilità.